Stefano Pioli sembrerebbe essere balzato in pole nella corsa alla panchina del Napoli. Il condizionale è d'obbligo, considerando la ridda di voci che si susseguono da tempo sul possibile nuovo mister degli azzurri. Si tratta comunque di un profilo che piace da tempo al presidente Aurelio De Laurentiis. Il nome di Stefano Pioli risuona con sempre maggiore insistenza nelle strade di Napoli. Il tecnico emiliano sembra aver preso il volo in questa corsa serrata verso la panchina dei partenopei, conquistando l'attenzione del presidente Aurelio De Laurentiis. Attenzione perché De Laurentiis mette sul tavolo un triennale a cifre importanti. Le voci si susseguono, come un'onda inarrestabile, ma stavolta sembrano portare con sé una sensazione di concretezza. Il condizionale, che spesso si pone come una barriera tra desiderio e realtà nel mondo del calcio, sembra vacillare di fronte alla determinazione di De Laurentiis nell'accontentare i desideri della tifoseria. Pioli non è uno sconosciuto per il calcio italiano. Con lo scudetto conquistato alla guida del Milan, ha dimostrato di possedere le carte in regola per navigare le acque agitate della Serie A. Ma è soprattutto il suo approccio umano, il suo sapersi rapportare con i giocatori, a renderlo un profilo gradito al presidente azzurro. Non è un allenatore che chiede la luna, ma che sa costruire squadre solide e competitive, rispettando il bilancio e i valori del club. Il destino del Napoli sembra affacciarsi a una svolta decisiva, con Pioli che potrebbe essere la chiave per sbloccare il potenziale della squadra partenopea. Resta da vedere se questa sarà la mossa vincente per riportare il glorioso club azzurro sul gradino più alto del calcio italiano. Ma per ora i tifosi possono permettersi di sognare, con la speranza di vedere il loro club ritrovare la gloria sotto la guida di un nuovo timoniere. Vi riportiamo le parole odierne del quotidiano Il Mattino, che riportano quanto segue. Il trainer parmigiano resta la prima scelta del presidente De Laurentiis, che però continua a valutare anche altre opzioni, visto che Pioli deve prima liberarsi dal Milan e preferirebbe una ricca buonuscita dal club rossonero senza fare sconti, e per questo potrebbe anche perdere l'opzione azzurra. Nel caso in cui invece Pioli ottenga dal club rossonero quanto desideri, De Laurentiis avrebbe già pronta l'offerta per lui e il suo staff, 3 milioni per 3 anni più bonus. Cosa ne pensate di Pioli? Scrivetelo nei commenti. Grazie per essere stati con noi.